ho scritto appunto nel titolo. Caldo in tutta Italia, soprattutto al nord, dove in Trentino Alto Adige, ma anche a Bolzano sono registrati 37 gradi. Però a causa dell'afa e dell'umidità molto forte, la percezione più o meno era sui 43 gradi, ma i record sono stati sfiorati quasi in tutta Italia. Il caldo purtroppo resta anche nei prossimi giorni e sarà afoso, quindi non cambia nulla, ragazzi. Solo verso domenica è attesa forse un cambiamento. Quindi diciamo che molte persone sono dovute ricorrere a pronto soccorso perché hanno avuto dei malori. Quindi ci sono state molte persone che si sono dovute recare a pronto soccorso perché non si sentivano bene. Quindi diciamo che è stata proprio una giornata davvero dura e ancora lunga comunque, perché sono ancora le 6. Però già da mezzogiorno fino alle 4 e mezza, 5 le persone non si sono sentite bene, e pensate che in questo questo fuso a causa proprio del calore. I soggetti giustamente più a rischio sono quelli che hanno patologie, quindi in effetti sono stati questi qua che hanno avuto dei malori, quindi anche giustamente gli ospedali sono pieni e quindi non hanno posto neanche per ricoverare, quindi un casino nel casino. In effetti sì, le cose sono da fare, sono evitare l'esposizione diretta al sole, evitare zone particolarmente trafficate, perché là ci sono vari alti valori di ozono, quindi evitare l'attività fisica. Ciao King, sì, ma pure a Bolzano 37 gradi, dai, a Bolzano fa sempre freddo. Quindi utilizza correttamente un ventilatore, un condizionatore, trascorri le ore più calde a casa, quindi non stare fuori, bagnati spesso i polsi. Ci sono alcune accortenze che tu puoi leggere anche sul sito, dove sta la salute, il Ministero della Salute, cosa fare in caso di calore, di caldo, quindi troverete qualche cosa, come già ve l'ho detto io. Se vai a mare mettiti la crema solare, l'alto fattore protettivo, qualsiasi cosa, evitando però giustamente i superalcolici, bere acqua, tè, succhi di frutta, caffè, e consumare molte frutta e verdure, ragazzi, e cibi, evitare cibi troppo caldi. Ciao, quindi fare bagni con docce e acqua lievita per abbassare un po' la temperatura corporea, areggiare la casa, aprite un po' le finestre, queste sono le cose che loro ti dicono. Quindi se comunque assumi farmaci, non sospendere la terapia in corso, perché molte persone pensano che siccome fa caldo la pillola per la pressione non si deve prendere. È sbagliato, ragazzi, perché va presa sempre, anche se il caldo la pressione tende ad abbassarsi, però la cura va sempre fatta, perché a volte pure mia mamma mi dice me la prendo la pillola, ma è normale, ma non c'entra che fa caldo, che fai, non la prendi, poi pigli e si alza d'improvviso. Quindi va presa, ragazzi. Anche a volte pure a mia mamma glielo dico che se la deve pigliare perché soffre di pressione alta, solo che quando vede che fa caldo allora dice ma quello poi col caldo si abbassa automaticamente la pressione, ma non è così. Mi raccomando, non rimanete i bambini in macchina o i cani in macchina, i bambini portateli con voi a fare la spesa e il cane lasciatelo a casa direttamente, non lo portate. Quindi queste sono le cose che uno deve fare attenzione a questo caldo che è raro, ragazzi. Quindi domani farà più caldo, venerdì farà ancora più caldo e sabato lo stesso. Domani c'è un punto interrogativo, non è sicuro. Io mi sono dimenticato come fa la pioggia. Qua si squaglia, ragazzi, qua stiamo a 38 gradi, pure noi non sappiamo al mare né cosa proprio andare.
Stamattina a Salerno cammino con l'auto e si alzava proprio il calore da terra, pensate un po', non si può stare proprio. Poi il traffico che c'è per via dei turisti, che qua arrivano i turisti con le navi crociere e tutto il resto, quindi un gas proprio a Salerno scendere. Poi qua da noi, perlomeno qua per il sabato e domenica, dimentica il centro di Salerno, perché se vai la rimane. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, una buona serata, anzi, oramai stiamo tutti da fuori qua. Ciao America. E fate attenzione ai colpi di calore, a caldo, uscite nelle ore meno calde. Se poi siete in buona salute e siete di ferro, allora andate a mare, sotto al sole. Però mi raccomando, proteggetevi con le creme solari, perché a parte la bronzatura ragazzi è nocivo per la pelle il sole, quindi non è problema di farsi scuro oppure di farsi nero. Il problema è che il sole è molto forte e quindi la pelle ha qualche neo, quindi può far cambiare questa formazione benigna in qualcosa di peggio. Quindi se avete nei, dei cose, metteteci sempre la crema solare ad alta protezione, mettetelo in tutto il corpo al finale. Quindi diciamo che da una parte è buono che uno si abbronza, sì, però va fatto un po' alla volta, no di botto. Quindi ragazzi, ci sentiamo più tardi, sperando che abbassa un po' sto sole, perché ce l'ho proprio di fronte qua nella mia stanzetta dove sta il computer. A me basta che viene a chiove per fare che cosa vuole, basta un po' di pioggia, un po' di freddo. Comunque ragazzi è una cosa a livello globale, perché i miei amici dalla Finlandia oggi stavano a 32 gradi. Di solito io sono stato sempre in Finlandia, come ho sempre detto, per lavoro, e vi posso assicurare che là non c'è stato mai 32 gradi. I finlandesi secondo me stanno uscendo pazzi, non è abituato. Pensate che non esistono i condizionatori lì, perché non fa mai caldo, quindi in ogni casa di un finlandese troverete sempre una sauna. Quindi il condizionatore, io in qualsiasi casa sono andato e ogni settimana ho cambiato casa per 6 mesi. Ragazzi, ci sono solo saune, condizionatori ci sono, però per il caldo, per il freddo no, perché lì giustamente fa sempre freddo, quindi è inutile mettere condizionatori che portano freddo. Ma mi sa che pure lì devono cambiare, devono fare l'inverter caldo e freddo. Però per il momento ragazzi, quello di a casa non ci sta, quando accendono il condizionatore è solo caldo, quindi sì, lo so, purtroppo è un guaio. Sì, stamattina sono stato in tribunale, che perciò stavo a Salerno stamattina quando ho fatto la diretta. Il giudice ha chiuso il caso, adesso si farà il processo, quindi si andrà in tribunale con questa famosa signora. Quindi ragazzi, il caso è chiuso e si dovrà andare in tribunale. Quindi stamattina perciò ho fatto la diretta, stavo a Salerno, però non ho detto perché stavo lì, però adesso ve lo dico proprio in anteprima, perché il giudice mi ha mandato a chiamare, che ha chiuso il processo. Il giudice sta nero proprio, quindi è pure donna, io comunque sto portando sempre tutto quello che scrive su internet, tutti i messaggi che arrivano, io non dico nulla, faccio lo screenshot e mando al giudice, quindi non me ne faccio un problema, io so problemi suoi, no? Quindi diciamo che la causa è chiusa, ora si deve andare solo davanti al giudice. Le prove ci sono tutte, quindi questo è capito loro. Comunque l'hanno trovata già a Milano, se lo vuoi sapere, guarda, sta a Milano. Questo mica è compito mio, figurati, questo è il compito delle forze dell'ordine, questo per me non c'entra niente.
dico la verità, Giovanna Podda, io so che sei tu, quindi finisci, ti dico, perché non ti volevo cancellare o bloccare, perché sai perché? Io ho contattato la vera Giovanna Podda, quella che parla con gli alieni. Tu non sai, è una mia amica. Io ho scritto che una Giovanna Podda mi sta scrivendo e lei mi ha confermato che questa Giovanna Podda che sei tu non sta, Giovanna, la vostra amica deve affrontare una causa penale. Mo o la trovano o non la trovano, a me non me ne importa. Comunque sono carte che andranno avanti. No, avvocatello, quella è lei. Sai perché? Io ho chiamato a questa Giovanna Podda, che è una ragazza che è stata rapita dagli alieni, così dice lei, e mi ha assicurato, perché questa qui mi ha mandato un contatto su Messenger e io ho contattato quella la vera e mi dice io dico io non ti ho mai iscritto su YouTube, non mi permetto, io faccio altre cose per fatti miei. Quindi questa Giovanna Podda che sta sul canale è lei. Infatti la signora, questa Giovanna Podda, quella vera, si è molestata, ha detto guardate signora, se volete andate a vedere sotto i miei video e vedete che c'ha la vostra foto e tutto. Quindi adesso l'ho cancellata dal canale, ragazzi, scusatemi, purtroppo ci sta sempre intruso e non si può fare niente. Io sapevo che era lei, perciò gliel'ho detto, quindi no, ma io già sapevo, perché io ho chiamato a quella lì vera, Giovanna Podda, quella che parla con gli alieni. Ma hai visto come ho detto che deve fare una causa a tribunale? Subito ha detto ah non la trovo. Come fai a sapere di questi fatti se sei una nuova iscritta? Quindi come si dice, si è dato la zappa sui piedi solo lei. Subito ha fatto il nome, quindi Anna non la trovi. Come fai a sapere Anna, che si chiama Anna poi? Ma è ridicolo, guarda. È una cosa pazzesca, ma a parte che stamattina sono stato in tribunale e il giudice ha chiuso, diciamo, il caso e adesso si andrà in tribunale davvero a fare una causa. Lei dice che non la trova, no, poi vedremo. Intanto l'hanno trovata a Milano e l'hanno fatta la notifica. Sì, ultimamente è stata trovata. Ti ricordi quando ho detto che ho avuto una notifica io e la doveva avere anche lei? Quindi diciamo ci vedremo. Allora signora Anna, come vi chiamate voi, ci vediamo in tribunale. Ma le persone non stanno bene e quindi adesso la sto segnalando. Ok, è stata segnalata al centro di YouTube che adesso da 22 è più severa, quindi adesso sì, stamattina sono dovuto andare perché mi hanno chiamato e mi hanno detto che il caso è chiuso e quindi si deve andare a fare la causa finale. Il giudice ha chiuso, diciamo, tutta l'indagine e ora resta solo che andare davanti a un tribunale. Loghi, apri qua, quasi muore, avvocato. Davvero oggi qua esagerato. Io devo andare a mare, ma se vado a mare secondo me mi viene qualche cosa, quindi meglio di no. Se mai a mare, se ci vado più tardi, la verità. Non conviene andare adesso, semmai secondo me a mare pure se alle 7 fino alle 10 e mezza, alle 11 di sera, secondo me ti fai un grande bagno. E speriamo, Livia, perché davvero non se ne può, qua davvero è pazzesca la cosa. Sì, stamattina perciò ho fatto la diretta della luna, ti ricordi che ho fatto la live lì? Stavo lì che stavo aspettando che dovevo salire sopra. No, le meduse non ci stanno, ti posso assicurare che non ho mai trovato, mai. Sono stato una sola volta in Liguria e ci stava un sacco di queste cose bianche, come le chiamavo io, le meduse.
Ma qua Salerno, Capri, Ischia, no, no. No, a Liguria no, non mi sono fatto il bagno, avevo proprio paura. Sono andato con i miei amici, però visto che in mare ci stavano queste cose, non mi sono fatto il bagno, la verità. Ho detto la prossima volta andiamo in piscina a Torino, invece di andare a fare 2 ore a Torino, alla Liguria, per andare a mare, che poi il mare fa schifo, senza peso alla Liguria, ma a confronto a noi, ma sta messi male. Sì, lo so, lo so. Vabbè, avvocato, me ne vado, ci sentiamo più tardi, ragazzi. Un saluto a tutti. Poi sta andata a entrare con la card, però.